Ferro Team. Oggi siamo qui al MoMA di Asolo perché oggi ci sarà la prima tappa di Miss Città Murata 2021. Come potete vedere alle mie spalle, le Miss stanno già facendo le prove, perché noi, come sapete, arriviamo sempre un po' più tardi di loro. Non voglio dire cose che non sono vere, ma penso che saranno più di una ventina. Stasera l'avremo veramente tosta. Tra le altre cose, questa sera ci sono io in giuria, quindi ne vedremo veramente delle belle, perché voi mi conoscete quanto io sono critica. Che altro dire, che altro fare? So che questa sera ci sono un sacco di ospiti, un sacco di novità, un sacco di cose belle. Bene, allora direi che ci vediamo tra poco con le ragazze. Ciao! Buonasera a tutti e benvenuti, un grande applauso per le nostre partecipanti di questa sera. Benvenuti a Miss Città Murata, eccoli le nostre Miss che questa sera si contenderanno il titolo della più bella, il titolo di Miss MoMA Asolo. Non mi resta altro che congelare le nostre Miss.
tutte le nostre Miss, perché ora le vediamo con il costume ufficiale di Miss Città Murata firmato Paradise Beachwear.
della giuria perché procederemo con le elaborazioni, infatti il concorso termina qui, concorso vero e proprio, e noi andiamo avanti perché vi presento la prima sfilata di moda. Quest'estate le acconciature vanno, come abbiamo visto in questo momento, morbide e romantiche. Per quanto riguarda invece la colorazione, per le bionde si una base molto naturale, c'è un effetto biondo sulle lunghezze e la base più ombraggiata, in maniera da fare un effetto più naturale. Per quanto riguarda le more, sempre delle schiacciature molto leggere tono su tono, per dare movimento pur restando comunque castane. E per quanto riguarda l'uomo? L'uomo ha la tendenza, stiamo un po' allungando con le misure alla parte superficiale e nei laterali sempre molto rasati. Comunque la moda dell'uomo rimane sempre molto comforta, molto costruita. Molto bene, ma allora a parte le mie miss che poi presenterò andiamo a conoscere i tuoi modelli. Nome? E complimenti anche alle ragazze, complimenti a Tiziano. Quindi vi invito ad andare a trovare in via Massanese 22 ad Asolo. Grazie Tiziano e grazie ragazzi. E io continuo perché vado a ringraziare un altro partner questa serata, ovvero Elmo Spa Global Security Solution. Una famiglia con oltre 45 anni di esperienza nel settore della sicurezza attiva. Dal 1975 lavoriamo con passione alla progettazione, produzione e fornitura di sistemi
di tutto, anche i centri di videosorveglianza con controllo degli accessi e domotica, e proviamo soluzioni globali per l'acquisizione della casa, della realtà commerciale e industriale. Un applauso per questo sponsor. Siamo pronti per la prossima sfilata di moda. Vado infatti a presentarvi un nostro nuovo sponsor, il gruppo Capello Centri Vista, che ci seguirà per tutto il cammino fino alla finale e ci farà vedere un sacco di meravigliosi occhiali, che potrete ovviamente poi trovare nei suoi ben 22 centri vista distribuiti in tutto il Triveneto. E allora non mi resta altro che augurarvi una buona visione con Capello Centri Vista!
Ringrazio il responsabile marketing del gruppo Federico Perissenotto qui presente. Grazie, un applauso. Vado anche a ringraziare la scuola di portamento e Bon Comfort Team di Padova che organizza dei corsi specializzati di portamento professionale, posa fotografica, ma anche corsi di galateo, bon ton, personal styling e personal shopper, adatto oltre alle aspiranti modelli e modelli anche per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie qualità professionali e personali. La direttrice Dina Mazzucato Scider è stata tutor di portamento e stile a tempo fatto programma di Rai 2. Lei è anche fashion styler, regista di fashion show ed event planner delle sfilate e dei servizi fotografici più importanti. Anch'io ho fatto tantissimi lavori per Dina, per dei marchi prestigiosi. Pensate che ho fatto perfino il casting da Gianni Versace a Milano per una sfilata. E quindi ecco, se dovete scegliere una scuola di portamento, scegliete la scuola Top Team, perché quest'anno siamo in collaborazione, quindi da quest'anno partirà un corso singolo, sono tutti corsi singoli, cioè una ragazza singola, specializzato per le ragazze di Miss Città Murata, Miss Universo Veneto, che Dina ha ideato per tutte le Miss che volessero prenderne parte, per prepararle al mondo dei concorsi di bellezza, al mondo della moda, ma anche alle finali del concorso. Per maggiori informazioni www.scuoladiportamento.com e naturalmente dovete specificare che siete le Miss di Miss Città Murata e Miss Universe. Un applauso! A proposito di Miss, andiamo a vedere le Miss a rivedere le Miss ospiti che questa sera avete già ammirato su questa passerella, iniziando da Erika Stevanato, Miss Città Murata 2019. Tu hai una passione bellissima e l'anno scorso alla finale al Pedrocchi l'hai fatta con noi. Qual è la tua passione? La mia passione più grande è la musica, pertanto sono venuta a questi canzoni e non sono quelli che realizzanti la musica e la moda qui rispetto a Giada sei stata più fortunata. Com'è stato il tuo anno da Miss Città Murata? Ho avuto l'opportunità di partecipare a tantissimi eventi, americani, di sfilare, ma anche sai, e loro, la presentazione dei lavori umani e tutti che poi ho portato a stare all'esperienza e io lo dico sempre che a un nostro evento hai conosciuto tramite noi un fotografo che ci ha visto, ci ha illuminato e ti ha fatto fare tantissimi lavori. Da cosa nasce cosa e sei finita su tutte le riviste, Libro Donna, Libro Donna. L'anno scorso c'è stato un ripescaggio e la nostra Erika è stata scelta, si è candidata, è stata scelta e anche lei è candidata alla finale di Miss. Quindi è stata un'esperienza anche bene Erika, e andiamo a trovare con lei che l'anno scorso è arrivata seconda, per pochi punti è arrivata seconda la nostra Sofia Pavan, Miss Buon Anno Immobili 2020. Eccola qui la nostra Miss. Presenta, cosa fai di bello nella vita? Beh, direi che di questi tempi non hai sbagliato indirizzo. Per fortuna no. Com'è andata la tua partecipazione alla finale? Perché anche tu hai partecipato alla finale di Miss Universe Italy a Roma a dicembre. È stata una bellissima esperienza, è stata una vera famiglia, ci siamo supportate e alla fine siamo arrivate
direi metterlo nel nostro cuore in atto. È perché Sofia, pensate, è arrivata quarta, quindi quarta alla finale su oltre 2000 iscritte da tutta Italia, quindi insomma direi una cosa, ecco, l'applauso. Alla finale cosa ti hanno chiesto? Perché in questo concorso non conta solo la bellezza in missione, ma conta anche sapere l'inglese, vero? Perché poi la finalista italiana va in Florida, oppure dove di solito è negli Stati Uniti che fanno la finale, quest'anno è stata in Florida se non sbaglio, e poi lì deve parlare in inglese perché poi è l'unica lingua che... Quindi cosa ti hanno chiesto? And I would say that I want to try to spread awareness to the link between youth and studies, because I think that only we need to motivate our studies with the future, we'll be able to help each other with consciousness. So this is my mission now. Facciamo anche la traduzione in italiano perché ti hanno chiesto quale fosse la mia missione e io ho risposto che vorrei provare a esprimere e a trasmettere il messaggio della bellezza e positiva dei nostri uniti, perché soltanto comunicando la nostra cultura in modo positivo possiamo essere in grado di aiutare gli altri, quindi la bellezza non è soltanto la parte esteriore, ma saper coltivare per credere la nostra cultura come persone. Bravissima Sofia, grazie. Allora se ti vuoi accomodare anche tu, perché vabbè l'abbiamo già intervistata ma la rivediamo, la nostra Miss Città Murata, Giada Pitera. La doppia fascia. Pensate che Giada dopo tantissimi anni, perché io l'ultima bionda che ricordo di aver vinto Miss Città Murata ha vinto nel 2002, quindi dal 2003 io sono arrivata seconda, l'anno mio nel 2003 hanno vinto tutte more, quindi dal 2003 tutte more, infatti l'ultima è stata Erika Mora. Poi abbiamo spostato la finale, c'è stata la pandemia e ha vinto la bionda. Quanto hai pagato l'organizzazione per vincere? Non si dica. Bene, allora cosa fai di bello nella vita tu? Già. È una bella domanda, ho appena finito la maturità, quindi adesso un po' di tregua. Di cosa ti sei diplomata? Ho fatto un tecnico tessile. E qual è il tuo sogno nel cassetto, Gianna? Sogno del cassetto ancora così, però la mia passione è quella di cantare, come la Erika, quindi speriamo di fare qualcosa col canto. Magari l'anno prossimo potresti fare un duetto, venite a cantare a Miss Città Murata, vi aspettiamo. E allora con un grande applauso vi salutiamo, grazie ragazze, grazie mille. Grazie, eccole. Bene, siamo tutti quasi alla fine della serata perché vi vado a presentare l'ultimissima sfilata di moda. Sfileranno gli abiti da cocktail della sera di BU di Cittadella. BU racchiude in sé tutto ciò che una donna possa desiderare, sempre attenti alle novità e alle tendenze del momento. Ogni singolo articolo presenta delle particolarità che lo rendono speciale ed unico. BU offre un lusso contemporaneo per un'eleganza decisa, sexy, coraggiosa, sofisticata e provocatrice. BU si trova in via Roma 52 a Cittadella. Signore e signori, ecco la moda BU!
in collaborazione con Miss Universe l'iscrizione gratuita al tunnel piccolo. Volevo scambiare due parole con alcuni giurati. Camilla, avvicinati qui, tu che sei una ex Miss. Con Camilla ho avuto un'esperienza fantastica perché lei è una consulente di bellezza e ho partecipato a una seduta di armocromia. Vuoi spiegarci? Beh, intanto raccontaci un po' della tua avventura con i concorsi. Allora, intanto sono passati veramente tantissimi anni, perché sono 15 anni, 16 anni, quindi siamo un po' lì tra le due. Io ho partecipato ancora nel 2005, ho fatto Miss Italia, però appunto simile come periodo. E poi la moda mi è rimasta un po' dentro, infatti ho continuato facendone il mio lavoro. Oggi mi trovo qui grazie a te che mi hai invitata e dall'altra parte, quindi non più come le capisco, sono riuscita, le capisco, riprovo qualche emozione di quando facevo anche io queste cose, però è stata bellissima anche l'esperienza da giurata. E parlaci un po' di questa armocromia che va tantissimo di moda. Allora, non so se tutti la conoscano perché è una cosa un po' nuova, ma è un metodo che studia i colori in base al mix cromatico pelle, occhi, capelli delle persone, quindi scegliamo un po' i colori che stanno bene vicino al viso. Tu l'hai provata, ovviamente c'è un po' anche di gusto personale, però poi vedo che stai seguendo. A volte ci dicono che bella che sei oggi, non abbiamo fatto niente, abbiamo soltanto messo il colore giusto vicino e cambia. E quindi è un po' uno studio proprio sul colore. Infatti è proprio vero, perché ci sono alcuni colori, ma anche il make-up, giusto, che ti fanno rendere ancora più bella, insomma. Come possono contattarti per venire a provare una seduta? Allora, io lavoro nel mio studio a Treviso, nel mio sito internet ci sono tutte le informazioni, quindi www.camillafelici.com, oppure mi sposto anche nel nord Italia per adesso, poi speriamo di ampliarci un po' di più, comunque zona Veneto di sicuro. Grazie. Grazie mille Camilla, bellissima! Volevo fare una parola anche con Anthony, il nostro presidente di giuria. Anthony, tu hai partecipato l'anno scorso a quasi tutte le mie serate. Quest'anno per premiarti ho detto vabbè, vieni in giuria, dai. Facciamo qualcosa, buonasera a tutti intanto, spero che la serata vi stia piacendo, il tempo è stato anche a favore perché sembrava che appunto il temporale, ma con Sant'Antonio il temporale se n'è andato. Abbiamo una grande pilota in scuderia, quindi Eleonora di tutto e di più, e grazie ancora perché siete stati veramente grandi. Ultima battuta con Giulia Urbinati. Volevo sapere qualcosa della tua esperienza a Miss Città Murata. Hai partecipato a 2 o 3 edizioni mi sembra, e poi l'ultima 4 edizioni, ecco guardi.
Sono praticamente una veterana io di Miss Città Murata, l'ho fatto 4 anni di fila e purtroppo però l'ultimo anno alla finale sono stata male, non sono riuscita a venire, infatti mi è dispiaciuto veramente molto. Io Miss Città Murata lo trovo un concorso veramente di livello, perché oltre a essere un concorso che ha molta inclusione, le miss sono molto dolci, molto simpatiche, e uno staff che veramente sfiora l'eccellenza, se non è proprio eccellente, perché ti fa sentire bene, ti fa sentire a casa. Poi io ho iniziato anche quando ero molto piccola, perché ho iniziato veramente a 14 anni, Miss Città Murata la prima volta l'ho fatta ai 15. E posso dirvi che nonostante ero piccola lo staff non mi ha mai fatto sentire a disagio, mi ha sempre fatto sentire coccolata, quindi ti ringrazio anche te, perché senza di te non ci sarebbe tutto questo, anche perché io l'ho iniziato con te, e sono felice che se mi hai messo anche in giuria dopo tutti gli anni che sono stata con te, sono felice di poterti seguire ancora e sono anche felice di poterti portare sul nostro canale. Ti ringrazio. Grazie mille, poi sicuramente faremo qualche intervista con Mario e anche con la vincitrice. Tu parlavi di staff, infatti io devo ringraziarli tantissimi perché loro mi sopportano. Ragazzi dello staff, io voglio vedervi un attimo, so che loro non vogliono, però io voglio vedervi di corsa tutti qua. Avanti ragazzi dello staff, vediamo se esco. Francesco Osto, non vogliono uscire. Sono tanti, almeno le ragazze, dai, ecco. Perché hanno detto che non sono col tacco. Eccole, allora Elena, Giovanna, poi abbiamo Giorgia, Francesco. Eccoli, dai ragazzi, e Nicola, eccoli qua. Questo è il mio staff che mi segue in tutte le serate. Abbiamo anche altre persone dello staff nelle serate più impegnative, ecco. Grazie, perché se non ci foste voi non ci sarebbe neanche Miss Città Murata, ecco. Perché dietro sembra facile, ma dietro faccio anche una foto con loro. Quando è dietro le quinte, ecco, mi sembrava doveroso iniziare, cioè finire la serata ringraziando loro, perché loro sono la vera anima di Miss Città Murata. Benissimo, allora non mi resta altro che chiamare le miss in gara per la premiazione. Vi ricordo che questa sera assegneremo solo i primi 5 lasciapassare per la finale del concorso, che si svolgerà l'11 settembre nel Plateatico del Caffè Pedrocchi di Padova. Tutte le miss vinceranno il premio offerto da Miss Città Murata e un fiore offerto dal nostro presidente di giuria Anthony Michelona. E allora, se il nostro DJ Samuel ha la sigla. Io vi ricordo che la prossima tappa è il preludio a Jesolo. Basta, vi ricordo che per partecipare a questo l'iscrizione è gratuita, basta iscriversi sul nostro sito www.cittàmurata.it. Seguite tutti gli aggiornamenti sul nostro concorso sulle pagine Facebook di Città Murata e sul profilo Instagram. Volevo anche fare un applauso a tutti i genitori, perché so cosa vuol dire accompagnare le ragazze, portarle. Quindi facciamo un applauso ai genitori, ci seguono sempre le ragazze. Pensate che i miei mi hanno accompagnato ovunque e ancora mi accompagnano, perché sono presenti anche questa sera, quindi ecco, è un continuo. E iniziamo quindi con la 7ª fascia. Farei avvicinare qui Tiziano Quagiotto di Miss Wonder Art. Vediamo se arriva il nostro Tiziano per la premiazione. Vediamo il nostro Tiziano, dove sei andato a finire. Vediamo se sta arrivando. Si vince il premio offerto da Wonder Art, il bouquet. Ecco
qua, Tiziano si era portato già facendo partire a pensione. Si era distratto. E allora vince la fascia di Miss Wonder Art la concorrente numero 21, Gloria Crivellaro. Naturalmente non possiamo far passare le Miss perché il discorso un po' comico da evitare. Ok. Gloria, torna al tuo posto, magari fai un passo in avanti, che è così. E ora il titolo, grazie Cristiano. E ora il titolo di Miss VU, lo facciamo consegnare dalla nostra Miss ospite. Vince il premio offerto da VU, i fiori, la concorrente numero 7, Nicole Parrano. Coloro che appunto accederanno alla finale di Miss Città Murata di Miss Universe Veneto. Fascia Miss Elmo Global Security Solution premia Fulvio Foschi, delegato azienda. Se vuole venire per premiare. Vince l'omaggio Miss Città Murata il bouquet, accede alla finale la nostra prima finalista è la concorrente numero 14, Greta! Chicago Motors, consegniamo la fascia a Michele Porcelli e Davide Bacchin. Vince l'omaggio Miss Città Murata i fiori e accede alla finale la concorrente numero 12, Martina Perin. Terza classificata che vince la fascia di Miss Capello Centrivista verrà premiata da Federico Perissinotto. Vediamo se il nostro Federico si vuole avvicinare, grazie. La fascia di Miss Capello Centrivista vince gli occhiali Capello Centrivista, il bouquet e accederà direttamente alla finale. Qualche parola su Capello Centrivista? Capello Centrivista ha una bella esperienza, l'avete sentito prima, sono 70 anni ed è ben presente in tutto il territorio con qualità e soddisfazione di clienti. Poi penso che molti la conoscano anche per quanti sono molto vicini, dovrebbe una grazie della serata. È arrivato il premio, eccolo. Terza classificata della serata appunto che vince gli occhiali Capello Centrivista, il bouquet e accederà direttamente alla finale la concorrente numero 19, Diletta! Diletta, potrei fare un mini
video indossando gli occhiali e naturalmente sui social taggando sia il concorso che Ottica Capello. Grazie Federico. Seconda classificata abbiamo Giovanna Giacometti per Buon Anno Immobili, vediamo se è arrivata. Giovanna, ce l'abbiamo? Forse deve ancora arrivare. Allora facciamo premiare le nostre miss. Deve ancora arrivare. Allora, vince i fiori, l'omaggio Miss Città Murata e vince l'accesso alla finale la concorrente numero 17, Nicole! Invito ad avvicinarsi Massimo del MoMA per la premiazione. Grazie Nicola. Ti vedremo in finale, non prendere impegni per l'11 di settembre. È giunto il momento allora di decretare la prima classificata della serata. Ce l'abbiamo Massimo. Eccolo qui le ragazze che portano la corona. La prima classificata che vince una bottiglia di prosecco offerta da Monasolo dello sponsor Vigna Rampante. Ce l'abbiamo la bottiglia o me la siete bevuta? Vince l'omaggio Miss Città Murata. Vince anche gli occhiali Sonic. Potrà andare in negozio, personalizzarsi, quindi adesso la vincitrice poi parleremo con lei perché lei potrà andare in negozio e farsi personalizzare un paio di occhiali. Vince anche naturalmente il bouquet e l'accesso alla finale dell'11 settembre. Miss MoMA Asolo è la concorrente numero 20, Laura! Per averci ospitato, il nostro DJ, grazie Samuel Valeri. Ringrazio tutti i partner della serata, i miei sponsor Buon Anno Immobili, Capello Centrivista, Chicago Motor, Elmo Spa, Wonder Art, BU, Paradise Beachwear, la scuola di portamento Top Team, ringrazio anche Radio Steve Città, Pop Magazine, Off Magazine, Mi-Magazine, People Magazine, da parte dell'evento, tutti i nostri giurati, grazie ai giurati, il patrono di Miss Città Murata Filippo Zavarisi, tutte le miss che hanno partecipato questa sera, le miss ospiti Giada Fichera, Erika Stevanato e Sofia Coppaman, i fotografi sono tantissimi, Mirko Metti, Paolo Pugliese, Alberto Pellizzani, Nicola Bobo, Daniele Dalla Vecchia, Alex Videovecchio e Mario Ponetti di Giriferro Blog per le imprese, il mio staff, la Reggivisto, Elena Sorato, Giorgia Ligone, Giovanna Ciccone, Enrico Barcetto, Ciscosta e Nicola Franco, e naturalmente ringrazio tutti voi del pubblico assistito a questa manifestazione.
Vi aspetto tutti quanti venerdì prossimo perché siamo super carichi, abbiamo una serata ogni fine settimana, ci vediamo in spiaggia a Jesolo, allo Ierbas per la seconda tappa di Miss Città Murata, quindi per tutte le ragazze che vorranno partecipare potranno iscriversi perché si è liberato qualche posto, quindi ragazze chi non ha passato la serata questa sera può ricontattarmi e magari ripartecipare in quella serata. Ci vediamo appunto venerdì prossimo da Miss Città Murata e Miss Universe Veneto 21 e tutto, da Eleonora Sorato è tutto, grazie e buona continuazione di serata. Grazie! Ottimo, questo non è il mio solito microfono perché Mario ha deciso di non farmelo funzionare, quindi direi fantastico. Bene, siamo qui con, la conoscete tutti, l'abbiamo vista praticamente sempre, abbiamo una playlist solo sua sul canale con il concorso di Miss Città Murata e oggi abbiamo fatto la prima selezione del 2021. Ce l'abbiamo fatta, nonostante un po' il meteo variabile, nonostante appunto tutte le cose impreviste, ma siamo riusciti a ripartire, quindi grazie ancora a voi per essere venuti in questa serata. E che dire, abbiamo iniziato col botto perché quest'anno ho detto massimo 20 ragazze, non voglio più ragazze, anzi meno di 20 e niente, poi quando ti chiamano e ti dicono voglio partecipare, ti prego mettimi dentro, ti prego, vabbè, 22 questa sera, 22, vediamo dai, vediamo come andrà. Abbiamo tantissime iscrizioni e quindi sai così. Assolutamente non li so, che poi noi sappiamo che hai anche un sacco di date in programma, infatti faremo un'altra playlist, noi penso che faremo Miss Città Murata e metteremo anche gli anni perché sennò non le trovate più sul canale arrivati a questo punto. Dacci pure le nuove date così. Sì, infatti la prossima data sarà il 2 luglio allo Ierbas, poi passiamo al 9 luglio da Barbesina a Castelfranco, 21 a Cittadella ai Giardini, 28 a Treviso e poi super finale 11 settembre Prateatico dei Caffè Pedrocchi a Padova. Quindi io direi che è un super programma ragazzi, quindi mi raccomando restate tutti sintonizzati adesso. Per quanto noi la nostra regina delle Miss la amiamo e la adoriamo, dobbiamo congedarti che dobbiamo dare il posto alle tue ragazze. Ti ringraziamo. Grazie a voi e grazie a Gidi Ferro Blog, grazie Giulia. Grazie a te per questa serata. Siamo qui con la quarta, mi è confermata la regia che è la quarta, perfetto. Allora, Miss Ceccato Motors, presentati a noi. Buonasera a tutti, mi chiamo Martina Perin, ho 18 anni, vengo da Castelfranco Veneto e nella vita frequento una scuola professionale di acconciatura. Ah, che bello, ecco perché hai i capelli così belli, qualcuno dovrebbe insegnare anche a me perché io ho questo taglio da quando sono uscita dalla pancia di mia mamma, mai cambiato nella vita. Bene, il sogno nel cassetto? Mi piacerebbe lavorare nel mondo della moda. Allora, tu diciamo che forse tra tutte sei quella che un pochino la scuola l'ha fatta già un po' più indirizzata verso lì, perché comunque acconciature e moda vanno già un po' più pari passo, quindi almeno un po' la strada l'abbiamo presa un po' meno alla larga, dai, almeno un po' meno. Cosa ti piacerebbe fare nello specifico nel mondo della moda? Fotomodella, modello o promoto? Modella e fotomodella. Hai un bel viso, quindi secondo me puoi farcela. Hai già fatto altri concorsi? È uno dei primi? Ho già fatto altri concorsi in passato, sì. Dai. Bene, ti ringraziamo di essere stata dei nostri. Grazie mille. Vai pure a levarti i tacchi, cara, che immagino che tu abbia i piedi che hanno i crampi. E ci vediamo alla finalista di Miss Città Murata, ragazzi. A te sei la settima classificata di questo concorso. Settima, ma comunque stupenda come la prima. Bene, presentati a noi. Io mi chiamo Gloria Crivellaro, ho 18 anni e mi sono appena diplomata all'Istituto Tecnico Turistico e vivo a Vicenza. E allora, 18 anni, a 20 più alta di me, mi sembra equa questa vita, devo essere molto sincera ragazzi, mi sembra molto equa. Beh dai, anche tu hai scelto comunque una scuola che va in concomitanza con i concorsi, diciamo, l'opposto, le Miss scelgono tutte l'opposto. Sogno nel cassetto? Lavorare nel mondo della moda.
appunto la scuola tua, quindi è stata proprio azzeccata. Quando dicono che la scuola l'hai fatta azzeccata proprio perché volevi arrivare a quel mondo. In terza media non sanno molto le idee chiare di solito. Bene tesoro, ti ringraziamo per essere stata ai nostri stasera, ci vediamo alla prossima, dai. Ciao. Bene amici di GD Ferro, siamo qui anche con la sesta classificata di questa serata. Bisogna dirlo, secondo me dare anche un po' i numeri, allora, molte volte è giusto, però devo essere sincera, questa sera sono veramente tutte belle in ugual modo, quindi secondo me vi confermano anche dalla regia che è stato molto difficile secondo me fare la scaletta, soprattutto difficile anche per noi giurati, perché io stasera ero in giuria, devo essere sincera, ho avuto anche io i miei problemi. Bene tesoro, presentati pure a noi. Sono Nicole Parrano, ho 18 anni e studio al liceo delle scienze umane. E dai, un liceo molto semplice, immagino che tu non abbia Gucci e Chanel tutte le mattine quando ti alzi, giusto? Esattamente. No. A che anno sei? Al quarto anno. Bene dai, quindi tra poco le cose potranno solo che peggiorare, mi dicono. Cioè peggio di così dicevano che non può andare, immagino che poi ci sarà anche l'università. Sì, sicuramente. Allora da lì mamma prepara le camomille perché sennò non dormo più, anche un po' di Xanax perché secondo me con l'agitazione andremo abbastanza fuori. Tu stavi nel cassetto? Diventare una conduttrice televisiva. Scienze umane, conduttrice televisiva, secondo me hai fatto proprio la scelta perfetta. Vabbè dai, però stai iniziando almeno con questo mondo, quindi impari a essere spigliato, impari a stare davanti alle persone, alla telecamera, quindi comunque stai già nella strada giusta. Sì, infatti io alla fine vengo qui un po' per divertirmi, un po' per, diciamo, farmi notare da qualcuno. Che questo non fa mai male, anche perché sappiamo che tutti i concorsi sono sempre stati piattaforme di lancio per un sacco di ragazze. Quindi mai dire mai, Cosa ti piacerebbe presentare in particolare? Programmi tipo un po' come la Michelle Hunziker che... Ti vedremo su Striscia col Gabibbo. Sì. Ragazzi, prossimamente la Nicole col Gabibbo su Striscia, ve lo dico, state pronti perché secondo me non manca tanto. Bene tesoro, grazie per essere stati ai nostri stasera. Infatti se vuoi puoi allenarti qui con noi. Bene dai, che dire, vai pure a levarti i tacchi cara che penso che tu sia distrutta. Siamo qui anche con la quinta, una bellissima ragazza. Mi sento sempre nana, però più gli anni passano più le ragazze si alzano. Io più alzo i miei tacchi ma più loro si alzano ancora di più. Non va bene questa cosa. Bene, bellissima, presentati pure a noi. Ciao a tutti, io sono Greta, vengo da Treviso e studio estetica e questa sera sono felice di essere arrivata quinta. Bene dai, bene, siamo grati che tu sia stata qua delle nostre questa sera. Studi estetica, allora, l'estetica come sappiamo che è anche un ambito comunque della pelle, della skincare, io vedo che è una pelle bellissima. Quindi già questo, è veramente una pelle stupenda, quindi tu secondo me prima in backstage hai spartito consigli, usa questa crema idratante, farti la ceretta in questo modo. Certo, infatti. Il tuo sogno del cassetto qual è, cara? E comunque continuare con gli studi e arrivare a un livello un po' più alto, make up artist, trucco permanente, comunque sì. E anche aprirsi un ipotetico salone estetico tutto tuo. Dico tutto mio, esatto. Sogno ambizioso, però ce la possiamo fare. E la passione dei concorsi com'è nata? È nata ancora 2 anni fa, quando ho detto mamma, voglio partecipare a un concorso e niente, alla fine ho portato avanti. Hai partecipato, hai vinto e hai continuato, mi sembra anche giusto. Bene tesoro, grazie mille di essere stata ai nostri, ci vediamo alla prossima. Ciao. Bene, occhioni azzurri bellissimi che non sei altro. Bene, che dire, presentati e poi sotto la mia grinfia di domande. Va bene. Ciao a tutti, io sono Diletta Tosetto, ho 18 anni e vengo da Cittadella, un paesino vicino a Padova. Mi sono maturata da poco in architettura al liceo artistico e adesso penserò di proseguire gli studi alle Belle Arti di Venezia. Però complimenti, laureata magari, dicevano magari, ma sai che anch'io ho fatto il liceo artistico, solo che io mi sono specializzata in moda e non ho mai mollato questo settore perché mi piace troppo. Belle Arti a Venezia, vieni a casa mia praticamente a studiare. Ah, che bello, mi trovo una coetanea qui con me. Bene, noi ti ringraziamo per essere stata dei nostri, ma come te l'aspetteresti la finale? La finale, come tutte le finali di Miss Città Murata, è spettacolare perché è un bellissimo evento e le emozioni che si provano è difficile poterle spiegare a parole. Quindi in bocca al lupo e che vinca la migliore. Bene, dai, ci piace questo spirito molto sportivo. Ti ringraziamo e ci vediamo alla prossima.
Allora, indovinate. Allora, io sono felice perché quando le miss mi arrivano in ordine, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sono felice. Siamo già alla seconda. Ne mancano ancora per arrivare alla fine, secondo me dopo mi arriverà la quarta invece della quinta, invece della sesta. Però per ora ci accontentiamo. Siamo qui con una bellissima miss che voi sicuramente conoscete perché è una veterana del nostro canale. Quindi vedete di indovinare chi è, però prima presentiamola. Sono Nicole Perlini, ho 18 anni e vengo da Favaro Veneto. Questa sera sono arrivata al secondo posto e sono veramente soddisfatta e contenta. Sì, anche perché voi ormai la conoscete perché con lei ha fatto molte interviste, di solito è molto spigliata sulle interviste. Si vede che questa sera non se l'aspettava perché l'emozione la tradisce anche con l'intervista praticamente, però veramente complimenti, bellissima. Posso dire, l'abito a me è piaciuto molto, il tuo abito elegante, sì, mi è piaciuto veramente veramente molto, che devo essere sincera, un tocco chic, veramente un tocco chic. Beh, complimenti, ci vediamo alla finalissima allora. Pronta, preparata, un po' d'ansietta? Prontissima. Perfetto tesoro, allora prego, vai e vada a levarsi anche lei i tacchi, senza nessun problema. Bene amici, allora abbiamo visto la nostra regina delle miss, adesso toccano alle miss vere e proprie di questa serata. Partiamo dalla stella di punta, che è la nostra prima classificata, presentati pure a noi. Ciao a tutti, sono Laura Libbi e vengo da Venezia e ho 16 anni. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa di un istituto alberghiero a Dolo e nella vita mi piace molto curarmi di me stessa, mi piace fare sport, infatti sono un agonista. Ah, che bello, che sport fai? Attualmente faccio palestra, però ho fatto nuoto agonistico e pallavolo, infatti con la mia squadra sono anche andata alle nazionali. Beh, direi complimenti, come vedete le nostre miss molti dicono ma le ragazze belle sono tutto fumo e niente rosa. Andate bene ad ascoltare l'intervista a fine video per cortesia, perché come potete vedere qua abbiamo anche un agonista, quindi tra l'altro adesso fa palestra, faceva pallavolo. Io non la farei arrabbiare troppo perché questa mi tira una schiacciata da gara, io ve lo dico. Beh, veramente complimentoni per aver vinto questa fase. Bene, ti ringraziamo di essere stata qua dei nostri, ti congediamo, vada pure a levarsi i tacchi, cara. Bene amici di Ferro Team, le miss le abbiamo viste, tutte belle, una più bella dell'altra, difficoltà enorme votarle questa sera, le 7 preferite sono state scelte, una più bella dell'altra anche loro. Che altro dire? Io sono distrutta, Teo è distrutto, Mario ormai secondo me si è accorciato dal caldo, quindi io direi che arrivati a questo punto ringraziamo la Ele, ringraziamo Miss Città Murata e ci vediamo alla seconda tappa. Ciao amici!